militare autonomo della Sardegna, in occasione della ricorrenza del 155° anniversario della Costituzione dell'Esercito, desidero esprimere a lei e a tutti gli appartenenti al primo corpo delle Forze Armate i miei più sentiti auguri, uniti ai ringraziamenti per l'attività che quotidianamente assicurate a beneficio della collettività. I valori dell'unità nazionale e della coesione sociale rappresentano da sempre il filo conduttore dell'azione delle Forze Armate, la stella polare che ha consentito negli anni di assicurare all'Italia indipendenza, libertà e democrazia. L'unità d'Italia e la libertà sono conquiste straordinarie, conservate grazie al quotidiano contributo dei militari italiani, alla loro fedeltà, alla volontà di cooperare per il bene comune e per il benessere della nostra comunità. Tali conquiste vanno quotidianamente consolidate in una società sempre più complessa e aperta, in un mondo segnato dalla competizione globale che affronta continui cambiamenti, aventi oggi più che mai connotazioni epocali. L'Unità d'Italia è nata su presupposti di apertura all'Europa, di vicinanza ai popoli che ovunque nel mondo combattono per la propria libertà, su generosi sentimenti capaci di far conquistare agli italiani il rispetto e l'ammirazione del mondo. Questo impone sempre di più di investire sull'orgoglio di essere italiani, sui sentimenti di appartenenza ad una comunità unica e indivisibile, di cui l'Esercito rappresenta una delle espressioni più significative e autentiche. Ma questi valori devono essere patrimonio di tutte le componenti della nostra società e delle nostre istituzioni e dobbiamo sentire il dovere di coltivare e di trasmettere questi sentimenti a chi verrà dopo di noi. Soprattutto in questo momento storico, davanti alle conseguenze che tutte le persone, specie quelle più deboli, continuano a subire a causa di una congiuntura interna ed internazionale che continua a far sentire i suoi effetti. Le sfide a cui quotidianamente l'Esercito deve confrontarsi sono sempre più numerose. Innanzitutto vi è quella di assicurare in tante parti del mondo le migliori condizioni per una convivenza equilibrata tra i popoli, di far attecchire, ove necessario, il germe della pace, contribuendo alla pacificazione dei territori dove le diversità ancora oggi trovano risposte nel conflitto materiale piuttosto che nel confronto dialettico. In tal senso voglio rivolgere un particolare pensiero di incoraggiamento e di gratitudine ai militari del 151° Reggimento Fanteria della Brigata Sassari, che lo scorso 15 aprile sono partiti per il sud del Libano, dove fino ad ottobre avranno un ruolo di primo piano sotto il mandato ONU, detenendo l'Italia la leadership della missione UNIFIL. È questo un prestigioso riconoscimento per l'alto valore e la professionalità degli uomini della Sassari, da sempre impegnati in numerose missioni, in diversi fronti internazionali a difesa della pace e con compiti di polizia, i cui risultati hanno sempre meritato il plauso e il riconoscimento delle istituzioni nazionali ed internazionali e, prima ancora, di quelle popolazioni sofferenti che hanno potuto giovarsi dell'aiuto prestato. Ma da tempo il ruolo dell'Esercito si evidenzia in numerosi altri settori, anche sul territorio nazionale, come in tante nostre città a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a fianco degli appartenenti alle forze di polizia, ovvero in presenza di calamità naturali, dove grazie a un prezioso apporto di mezzi e competenze è possibile ripristinare condizioni di sicurezza e di vivibilità per le popolazioni colpite. Siete donne e uomini che svolgete il vostro lavoro con dignità e onore e con l'orgoglio dell'appartenenza alle istituzioni democratiche, a cui noi guardiamo con rispetto e ammirazione. In questa giornata, infine, desidero rivolgere sentimenti di gratitudine a tutti quei valorosi giovani in divisa che nell'adempimento del loro dovere hanno sacrificato la loro vita o la loro integrità fisica, alle loro famiglie, il nostro ricordo vivo e il nostro affetto. Perché è grazie anche al loro sacrificio che l'Italia continua ad essere un paese unito, pacifico, capace di preservare da ogni minaccia interna ed esterna la libertà e la democrazia. Grazie a voi tutti, viva l'Esercito italiano, viva l'Italia!